Bentornati e bentrovati a Storie. Nel VII secolo a.C. improvvisamente la sperdutissima isola di Lesbo, la sperdutissima località di Mitilene nella Grecia diventa un punto culturale importantissimo, dove tutte le ragazze di buona famiglia vengono inviate affinché possano essere educate. Educate da chi? Educate da Saffo. Chi è Saffo? Saffo è una donna aristocratica, una donna che ha vissuto le passioni politiche del padre, una donna che quindi è capace di combattimento, di conflittualità, ma una donna che è anche molto materna, molto capace di affettività, una donna che si sposa, una donna che ha una figlia e che quando ha una figlia decide di chiamarla in maniera un po' inusitata con lo stesso nome della madre, Cleide. Una donna quindi a tutto tondo, una donna che qui dà alle ragazze non soltanto la formazione alla danza, non soltanto la formazione al canto, non soltanto la formazione ai lavori domestici, ma qui dà alle donne qualcosa di più, una coscienza, un'autocoscienza, la coscienza di quello che sono, la coscienza del loro valore. Stiamo indagando il metodo educativo di Saffo. Ecco allora che il metodo educativo di Saffo ha come primo punto la profonda autocoscienza, il profondo valore. Quello che in qualche modo caratterizza il Tiaso di Saffo è un Tiaso, una comunità cultuale dedicata ad Afrodite che cerca di riaffermare il valore della propria femminilità. Non bisogna provare vergogna a essere donne, non bisogna provare vergogna a essere femmine, non bisogna provare vergogna ad esercitare la propria femminilità nell'ambito dei confini dei ruoli che la società permette. Quindi è una poetessa strana quella che abita l'isola di Lesbo, non è una donna rivoluzionaria come la intendiamo noi, ma è realmente rivoluzionaria perché fa della femminilità la propria carta d'identità e fa di questa femminilità il proprio punto di autocoscienza. Altre donne fanno questo tipo di servizio, di lavoro all'interno proprio anche di Mitilene e Saffo le cita ogni tanto, si parla di Andromeda, si parla di altre donne con questi nomi un po' altisonanti. Saffo le prende in giro, Saffo le canzona e dice la differenza fra me e voi è che io rimarrò immortale perché io ho una consapevolezza di quello che vuol dire essere donna che voi non avete. Alla luce di più di 2000 anni di storia possiamo dire che Saffo aveva ragione e che il suo metodo educativo fondato sulla consapevolezza della persona in qualche modo ha qualcosa da insegnarci ancora oggi. Quando tu restituisci consapevolezza, quando tu restituisci dignità a una persona, tu hai formato un adulto. E forse quindi prima di dire tante cose, prima di riempire la testa di tante cose, ai nostri ragazzi andrebbe dato soprattutto questo, spazio e dignità. Ce lo insegna Saffo e forse è il momento di impararlo anche noi. Lo facciamo qui, lo facciamo anche domani, a Storie.